Io sono sempre stato apartitico indipendente tendenzialmente e soprattutto in questa occasione proprio per il fatto di non dover rispondere a dei diktat partitici, ma io ho piacere in questa mia prima esperienza realmente politica di essere diciamo a servizio della popolazione e solo della popolazione. Tra i candidati sindaci di Castelfranco Veneto c'è anche Paolo Ceschini, a capo della lista Nova Repubblica, collegata al gruppo regionale Resistere Veneto, il movimento di Riccardo Szumski e Davide Lovat. Medico e specialista in odontostomatologia, è in pensione da circa un mese e adesso si lancia in questo nuovo e ambizioso progetto. Durante la mia attività professionale ho seminato bene nell'ambito della mia materia, della mia professione. Adesso che sono in pensione e ho la possibilità di dedicarmi, diciamo, alla popolazione, mi candido per cercare di lasciare dietro di me una bella immagine, come sono riuscito a fare nel mondo dell'odontoiatria. Sicurezza, ambiente, comunità solidale, famiglie e vita, ma anche scuola, cultura, sport, salute pubblica, tradizioni e comunità. Questi i punti cardine del programma di Ceschini. Questa lista segue dei principi cristiani e veneti. Questa è, diciamo, la cosa che sicuramente mi è piaciuta di più, per cui tutti quelli che sono diciamo, i valori dell'essere cristiano e veneto, quindi diciamo, essere pro vita, pro famiglia, non lasciare indietro gli ultimi e questi sono tutti valori che a me interessano moltissimo, come anche il controllo della sicurezza, perché anche questo rientra nella migliorare la vita di tutti i cittadini.